Giuliano Guazzelli, una messa per ricordare il servitore dello Stato a 32 anni dalla sua barbara uccisione. Incrementate le giornate per i forestali che da 78 passano a 101. I comuni dovranno anche individuare aree di intervento a rischio incendi. Bando per la gestione dell'Seneto, ultimi giorni per presentare le istanze di partecipazione. Querelle per i teatri, esulta Fratelli d'Italia per l'approvazione di un emendamento di Pisano che promuove molti teatri agrigentini a monumento nazionale, ma il PD dice sanati i danni di Fratelli d'Italia, il risultato determinato dall'onorevole Giovanna Iacono che ha recuperato l'esclusione di innumerevoli realtà locali. Nuova trasmissione di TVA curata da Gio Castellano alla scoperta di vini, frantoi e tanto altro. Giovane extracomunitario trova 600 euro e li consegna alla questura che poi li restituisce al legittimo proprietario. Cambiano il prezzo alle uova di Pasqua denunciati per truffa 2 palermitani. Il nuovo volto del teatro di Racleamino ha il progetto presentato oggi alla Stampa. Serie B, rivoluzione nel Palermo, esonerato Dorini, al suo posto arriva Mignani e poi coinvolgerà diversi campioni paralimpici il campionato Sicilia di classe ANSA 303, una vela senza esclusi. A tutti un saluto dalla nostra redazione. Oggi ricordano i 32 anni dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Giuliano Guazzelli, tra l'altro medaglia d'oro al valor civile alla memoria, che fu assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992 e oggi è stata celebrata alle ore 10 una messa presso il santuario di San Calogero di Agrigento per ricordarlo. Noi l'abbiamo seguita. Oggi una giornata intensa con varie manifestazioni per ricordare un carabiniere morto ucciso dalla mafia Guazzelli. Sì, oggi è la giornata della memoria, è la giornata in cui commemoriamo una bellissima figura di carabiniere, il maresciallo Guazzelli, che per questa terra ha fatto moltissimo da investigatore e poi ha sacrificato la sua vita per questa terra, e oggi, se questa città, questo territorio sono diversi, lo dobbiamo a persone come Guazzelli che hanno dedicato la loro intera esistenza alla causa della giustizia, della legalità, dello Stato. Oggi una messa e poi la manifestazione a Villa Seta. Sì, le commemorazioni si articoleranno su questa messa commemorativa celebrata dal Vescovo e poi ci sposteremo lì sul luogo dell'eccidio. È un luogo dove la ferita è ancora aperta per i cittadini, per le istituzioni, per noi carabinieri, ma per tutta questa comunità. E oggi proprio per questo vogliamo che alla commemorazione siano presenti anche gli studenti, perché il messaggio di Giuliano Guazzelli arrivi fino a loro, fino ai giovani che possono apprezzare da questa storia i valori di legalità e giustizia che Guazzelli ci ha insegnato. Anche per non dimenticare. Soprattutto per non dimenticare. Oggi una giornata importante, si ricorda Guazzelli, anche per non dimenticare, ci sarà la presenza anche di tanti studenti nel luogo del delitto. Sì, oggi è un giorno importante, la commemorazione dell'uccisione del maresciallo Guazzelli, un toscano trapiantato qui in Sicilia, amante della nostra terra, amante della giustizia, tant'è fino al punto proprio che ha sacrificato la propria vita a poco tempo della pensione, quindi pur di seguire la sua linea. La sua linea era quella di servire la giustizia, era un uomo onesto, un ottimo padre. Che dire, penso che ricordare il suo sacrificio è importante per i posteri affinché quello che lui ha fatto rimanga ai nostri giovani. I nostri giovani devono capire che gli ideali sono importanti per una crescita sociale di una nazione. In questi anni che sono stato qua, ma è un momento importante, fare memoria, ricordare. C'è un passo della scrittura che dice: facciamo l'elogio degli uomini illustri, e io tante volte collego questi uomini illustri al presente, no? Al presente, dove l'essere uomini o donne illustri è legato a quell'altra espressione bella, biblica,
che si attribuisce a San Giuseppe. Giuseppe è uomo giusto. Io penso che si possa dire questo di tanti uomini e di tante donne, questo essere giusti di fronte alla dignità della persona umana e quindi al servizio che si fa alla persona umana, ciascuno secondo le proprie competenze, come ha fatto il maresciallo maggiore Guazzelli. Sì, a cui è stata strappata la vita per essere stato anche lui, no, quell'operatore di pace, quella persona alla ricerca della giustizia e del bene comune. È fondamentale non disperdere la memoria, soprattutto in onore non soltanto dei caduti delle forze di polizia in generale, in questo caso dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto di chi ancora c'è, lavora e ogni giorno rischia per la tutela di tutti. Poi un momento commemorativo sul viadotto, ma chi era Giuliano Guazzelli? Noi ne abbiamo voluto brevemente tracciare un profilo. Carabiniere, nel 1954 fu trasferito a Menfi, dove si sposò ed ebbe 3 figli. Assegnato al nucleo investigativo di Palermo, lavorò al fianco del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora comandante della Legione dei Carabinieri, dopo aver prestato anni di servizio nelle province di Agrigento e Trapani. Indagò sul clan dei Corleonesi, sulla strage di Porto Empedocle, riuscendo a convincere Benedetta Bono, amante del boss Carmelo Colletti, a collaborare con la giustizia. Guazzelli si occupò anche dell'omicidio del giudice Antonino Saetta e del figlio, avvenuto nel 1988 nei pressi di Caltanissetta. Agli inizi degli anni 90 fu chiamato a guidare la sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri del Tribunale di Agrigento, dove diede un contributo importante nel corso di delicate indagini. E ci saranno più giornate lavorative per gli operai forestali settantottisti impegnati nella prevenzione e il contrasto agli incendi. Lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino, che incrementa di 23 il numero delle giornate di lavoro per questa categoria, che attualmente ne svolgono 78, portandole a un totale di 101. Gli operai saranno impegnati in lavori di pulizia nelle aree private incolte e abbandonate, che spesso diventano veicolo di propagazione di incendi verso aree boschive e centri abitati. Toccherà ai comuni, attraverso proprie ordinanze, individuare le aree oggetto di intervento, dando priorità a quelle più sensibili e a rischio. Il provvedimento garantisce inoltre un rafforzamento dell'azione di spegnimento, destinando i lavoratori in possesso delle qualifiche richieste al completamento delle squadre antincendio del Corpo Forestale. Adesso parliamo del bando per la gestione dello stadio Esseneto. Proprio su questi temi abbiamo sentito l'assessore comunale al ramo Gerlando Piparo. Assessore Piparo, parliamo del bando relativamente all'affidamento ai privati del campo Esseneto. Ecco, prima lo avete pubblicato, poi per quale motivo è stato ritirato? Sì, appunto il bando è stato ritirato perché appunto le società che dovevano partecipare hanno chiesto dei chiarimenti, e per maggiore trasparenza e per dare appunto dei chiarimenti seri a tutti, abbiamo previsto degli aggiustamenti che non sono altro che la struttura rimane quella del bando. Ho sentito parlare persone che interpretavano il regolamento comunale, parlavano di tempistiche e cose che non esistono. Noi ci fonderemo il bando sulla legge 36/2023, sull'articolo 177, sull'articolo 178, che parla chiaro, li specificheremo nel dettaglio, appunto era questo uno dei problemi, e ci regoleremo secondo il regolamento comunale, che prevede che gli impianti che hanno rilevanza economica possono essere affidati per un tot periodo di tempo. Quelli senza rilevanza economica appunto invece si possono dare per più tempo. Quindi faremo subito chiarezza, è stato solo un momento appunto di confronto che in questi casi ci vuole ed è arrivato e arriverà subito. Uno dei punti è stata proprio la durata.
Solitamente vengono affidati per 9 anni, voi invece avete messo un... No, solitamente siccome viene trattato come, come una gara d'appalto la concessione, e per la legge 36/2023 è previsto che venga dato almeno per 5 anni e poi successivamente individuato l'operatore che andrà a gestire, perché noi oggi facendo la gara non sappiamo chi vince. Una volta individuato l'operatore poi presenterà un piano economico e finanziario e rispetto a quel piano di investimenti gli verrà corrisposto in anni il piano di investimenti presentato. Quindi si porterà un piano di investimenti per 20 anni con un investimento di 10-15 milioni, gli verrà dato per più anni. Un altro punto in discussione è il fatto che l'investitore deve chiedere il permesso al comune per organizzare un evento. Anche questo noi lo chiariremo in questa riformulazione del bando, in cui noi diciamo che per ogni attività, visto che verranno autorizzati spettacoli e quindi dovranno chiedere l'autorizzazione alla commissione spettacoli, è ovvio, dovranno chiedere autorizzazioni per aprire store all'interno della struttura e quindi il SUAP, quindi l'ufficio tecnico. Noi intendevamo queste come autorizzazioni, che sono delle normali autorizzazioni che vengono chieste per effettuare questo tipo di eventi. Però l'assessore Internos, insomma il comune non ci ha fatto una bella figura nel presentare il bando, poi ritirarlo, ora lo ripresenterete di nuovo. Guardi, noi così cerchiamo sempre di fare le cose nel miglior modo possibile. Purtroppo io mi sono ritrovato questa delibera di giunta e quindi a cui ho dovuto dare seguito e per accorciare i tempi il dirigente, perché è un atto gestionale, ricordiamo, perché dal punto di vista politico io ho cercato di portare avanti il prima possibile questa cosa, poi dal punto di vista gestionale sono i dirigenti nei particolari a curare la cosa, però da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco e da parte penso di tutti i consiglieri comunali c'è la volontà di affidare la struttura, metterla a regime e soprattutto di efficientarla nel migliore dei modi. Parliamo delle altre strutture, una fra tutte la piscina che tante polemiche ha sollevato, la gestione della piscina. Sì, la gestione della piscina, noi in pratica abbiamo fatto una delibera di giunta in cui abbiamo esteso il contratto al gestore, perché si è fatto carico dell'acquisto della caldaia, della sistemazione, non è solo quello della caldaia, che conta qualcosa come 98.000 euro, la sistemazione della tubazione sono altri 18.000 euro, e poi ha fatto degli altri aggiustamenti, delle altre modifiche e delle altre opere necessarie per l'apertura. Quindi dal momento della delibera di giunta, quindi 5 mesi fa, a oggi sono stati fatti questi lavori e siamo arrivati al punto di aver riempito la piscina e aver fatto tutte le opere necessarie per aprire, quindi nel mese di aprile sicuramente apriremo una piscina comunale. Ecco, parliamo poi della struttura polisportiva, quella di fronte al campo, insomma il palazzetto che è pronto, dovete affidarlo con l'anno nuovo, siamo ad aprile. Qual è l'impedimento? Anche perché a noi in redazione arrivano richieste da parte di diverse società sportive per eventuale gestione, ma se non si consegna... Certo, intanto io ricordo agli agrigentini che questa struttura è un'eterna incompiuta. Io mi sono prodigato dal primo minuto del mio insediamento, siamo andati in gara per andare a fare quelle opere necessarie, quegli adeguamenti richiesti per mettere in regola la struttura, è stato fatto nell'anno 2023 e a oggi abbiamo presentato la scia ai vigili del fuoco e quindi non rimane più nulla, siamo pronti ad aprire anche questa struttura. Tra le novità anche un bando, sono arrivati i soldi per una nuova struttura al villaggio Mosè. Sì, il villaggio Mosè tramite il PNRR abbiamo preso un contributo e siamo andati in gara e realizzeremo una palestra al Cruso nell'area vicino al Palacongressi. Questa struttura al villaggio Mosè serve perché ormai è diventato un centro molto abitato e quindi è una struttura che mancava.
alla comunità. Quindi i tempi devono essere veloci considerando i tempi di spesa del PNR? Sì, infatti verrà calendarizzata nel mese tra aprile e maggio e i lavori dovranno finire entro il 2026. E intanto la notizia, i teatri Luigi Pirandello di Agrigento, Regina Margherita di Racalmuto, Re Grillo di Licata, Sociale di Canicattì, Del Mare di Menfi, l'Idea di Sambuca di Sicilia, Sant'Alessandro di Santa Margherita di Belice sono stati dichiarati monumento nazionale. La Camera dei Deputati ha infatti approvato con 172 sì, 46 no e 65 astenuti la proposta di legge contenente un emendamento del parlamentare agrigentino Calogero Pisano, incluso nel maxi emendamento riformulato in sede di Commissione parlamentare Cultura, che li promuove a monumento nazionale. Noi abbiamo intanto sentito l'assessore alla cultura Ciulla e poi c'è una querella che vedremo nella prossima notizia con il PD cosa dice. Assessore, arriva questo riconoscimento per il Teatro Pirandello. Ecco, lei ha già espresso le sue felicitazioni per questo traguardo raggiunto. Cosa vuol dire questo riconoscimento che avviene direttamente dal Ministero? Non possiamo che essere felici ed orgogliosi perché il nostro teatro è stato inserito all'interno di questo disegno di legge, di questa proposta che vedeva riconosciuti diversi teatri nazionali come monumento nazionale appunto anche della regione siciliana. Qualche settimana fa la notizia che avevamo letto sui giornali, insomma, dei lavori alla Camera, quindi ci siamo assolutamente subito fatti avanti insieme all'onorevole Pisano, che è portato da Agrigentino, che rappresenta il governo alla Camera dei Deputati. Abbiamo subito prodotto quei documenti per far sì che il teatro venisse anche inserito il Teatro Pirandello all'interno di questo disegno, all'interno di questo riconoscimento. Chiaro, sono stati inseriti anche altri teatri della provincia e questo ci riempie d'orgoglio perché Agrigento, lo ribadiamo, con Capitale Italiana della Cultura ci fa da traino anche per la provincia e per l'intera regione siciliana. Quindi adesso ovviamente il testo passerà al Senato, ma crediamo che non ci saranno assolutamente intoppi, quindi un riconoscimento importante che vedrà appunto il teatro, che peraltro fa il compleanno proprio nei prossimi giorni, 144 anni dalla sua apertura, quindi diciamo un momento importantissimo che cade a pennello, specialmente in vista di Agrigento, capitale italiana della cultura. Ecco, possiamo fare un bilancio di questa attività teatrale di quest'anno? Allora, quest'anno, come già la precedente stagione, la stagione sta andando molto bene, gli abbonati ci sono, quindi il teatro è quasi sempre sold out, a parte qualche spettacolo chiaramente di nicchia che magari magari un po' più impegnativo, quindi però registriamo quasi sempre ormai sold out con artisti, autori che calcano il nostro teatro ormai di grandissimo livello. Ricordiamo che il nostro teatro l'anno scorso è stato riconosciuto anche come teatro nazionale di produzione, quindi attinge a fondi ancora maggiori, quindi una produzione teatrale propria del Teatro Pirandello che gira per tutta l'Italia, quindi un grande orgoglio, il nostro gioiello culturale della nostra città che è sempre più in crescita e oggi ancora di più con questo riconoscimento. Come annunciato, sui teatri monumento nazionale interviene il PD, che dice di avere sanato i danni fatti da Fratelli d'Italia, che in una nota evidenzia che il risultato ottenuto è stato determinato dal lavoro del Partito Democratico alla Camera e segnatamente dal deputato Giovanna Iacono. Lo afferma il segretario provinciale Simone Di Paola congiuntamente ai dirigenti e agli amministratori dei circoli della provincia di Agrigento e dei comuni interessati. Un intervento, quello del PD, si legge, che ha sanato i danni provocati da Fratelli d'Italia, che in una prima fase aveva escluso innumerevoli realtà locali anche dell'Agrigentino in favore di un ristrettissimo numero di realtà culturali italiane. Adesso, dice il PD, grazie all'emendamento proposto da Giovanna Iacono, apprezzato e fatto proprio dalla competente commissione parlamentare, sono inseriti tutti gli altri teatri. Il PD poi alla fine non risparmia una sciabolata e dice risultati concreti che è facile rinvenire negli atti pubblici e che superano ogni maldestro tentativo di mistificare la realtà.
E il governo Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Ieri ne abbiamo parlato ampiamente, c'è una situazione molto difficile e è stata questa una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza al lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri è quello di tentare di garantire acqua potabile ai cittadini e approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate nei cantieri dell'isola. E c'è una nuova trasmissione su TV. Questa sera alle 20:50 andrà in onda la prima puntata, è una rubrica televisiva, si intitola Viaggiando nel vino, è curata da Gio Castellana e sarà un programma alla scoperta di vini, vitigni, frantoi, eccellenze, territori, ristorazione doc, hotelleria e luoghi di charme. In tutta Italia sarà visibile sul canale 268 delle Smart TV, in replica anche domani 5 aprile alle 15:50 alle 22:30, sabato 6 aprile alle ore 15:50 e sulla web TV www.televideoagrigento.tv. Intanto questa sera alle 20:50 noi vediamone un assaggio. And when you're dead, you're done. You better let the good time roll, baby. Oh, let's get it on, mama. And I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. Le belle notizie: trova 600 euro e li porta in questura per tentare la restituzione al legittimo proprietario. I protagonisti sono un giovane extracomunitario senegalese e un anziano agrigentino. Vediamo. Trova 600 euro e li restituisce al legittimo proprietario. Protagonisti un giovane extracomunitario e un anziano. È accaduto ad Agrigento, nei pressi della posta centrale, intorno alle 22 di martedì sera. Un signore agrigentino si è recato all'ufficio centrale delle poste italiane di Piazza Vittorio Emanuele per un prelievo al banco posta. Dopo aver inserito la carta postale si è accorto che lo sportello automatico non erogava denaro. Vista la tarda ora, ha ritirato la card e si è allontanato frettolosamente. Poco dopo, intorno alle 22:10, un cittadino extracomunitario di origine senegalese si è recato in questura e ha consegnato agli agenti in servizio la somma di 600 euro poco prima trovata al banco posta. Il giovane ha dichiarato agli operatori che, recandosi al bancomat per fare un prelievo, aveva notato alcune banconote adagiate per terra. Al fine di riconsegnare la somma, dunque, aveva cercato di inseguire l'anziano signore, ritenendo che fosse colui che aveva perso il denaro. Quest'ultimo, a causa dell'oscurità della tarda ora e sentendosi chiamato da uno sconosciuto, si è allontanato di fretta. Ieri mattina poi si è recato nuovamente all'ufficio postale per lamentare il fatto che lo sportello automatico la sera precedente, pur segnando un'operazione andata a buon fine, non aveva erogato il contante. Il giovane extracomunitario, che era nei pressi della questura, riconoscendo l'uomo, lo ha subito indicato agli agenti di servizio per la restituzione dei soldi. L'agrigentino, in segno di gratitudine e riconoscenza, ha ricompensato il giovane elogiandone anche la correttezza e l'onestà.
Mentre sempre cronaca, questa volta andata male a due giovani palermitani di 28 e 19 anni che avevano tentato di cambiare il prezzo di 30 uova di Pasqua sostituendo i codici a barre originali con altri che ne abbattevano il costo pagando molto meno di quanto avrebbero dovuto. Il fatto è accaduto al supermercato che si trova all'interno del centro commerciale ubicato a Villa Seta di Agrigento. A seguito di denuncia del titolare, i carabinieri della locale stazione hanno avviato subito le indagini, identificando i due che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per truffa in concorso. Avrà un nuovo volto il teatro di Eraclea, oggi è stato presentato alla stampa il suo progetto, vediamo. Oggi questa nuova presentazione del progetto di Reclamino ci avete tanto lavorato finché è arrivato il momento di presentarlo. Ecco, ma quali saranno le caratteristiche peculiari di questa struttura? Devo dire un lungo processo durato 5 anni e devo ringraziare tutti, a cominciare dall'assessore Scarpinato che oggi sarà qui per presentare questo progetto. Si è arrivati ora a sanare una ferita, cioè un'area meravigliosa, un teatro meraviglioso. Oggi hanno un progetto che ne salvaguarda la consistenza e che ne mette in luce gli aspetti di valorizzazione. Devo dire un punto di partenza importante. Abbiamo già pronta una richiesta di fondi. Se dovessi andare a buon fine, questo progetto riguarda non solo il teatro ma riguarda anche l'accoglienza, riguarda l'antiquarium che viene rivisitato e soprattutto riguarda percorsi nuovi, percorsi che tengono conto dell'accessibilità, che è un indirizzo importante, è un indirizzo che abbiamo voluto dare ai progettisti, 4 progetti di livello, la commissione ne ha scelto uno ma gli altri 3 sono pure belli. Devo dire oggi è un ottimo punto di partenza per la rinascita di un'area meravigliosa. Ha qualcosa di futurista, sembra una nave in mezzo al mare, con lo sfondo del mare. Devo dire che non è che la copertura di ministri che è stata responsabile del degrado fosse molto diversa. Questa è una copertura che salvaguarda da un punto di vista anche climatico la struttura sotto e poi con uno piccolo auditorium che è possibile utilizzare. Assessore, una cosa importante quella di oggi del teatro? Assolutamente sì, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per tutti i beni culturali della nostra meravigliosa isola. Ancora una volta abbiamo posto in essere la valorizzazione, la tutela, la fruizione. Dopo tantissimi anni questo è un punto importante che va ovviamente a corredare quel percorso di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sindaco, parliamo di questo progetto, finalmente Eraclea avrà un suo prestigioso manufatto rifatto secondo questa nuova progettazione? Sì, da diversi anni ringrazio il direttore del parco Ciadatta perché ha preso un impegno per il restauro del teatro greco di Eraclea Minoa e con questo concorso di progettazione oggi siamo qui a presentare il progetto vincitore. Ecco, cos'è la caratteristica di questo progetto? La caratteristica, il ristorante del teatro sarà una risorsa perché Eraclea Minoa non è una risorsa di Cattolica Eraclea, sì, di Cattolica, ma di tutto un territorio, di tutta la provincia, di un'intera nazione, perché ci sono turisti mondiali che vengono. Quindi dobbiamo cercare sempre di più di valorizzare questo territorio perché ora, specialmente con Agrigento Capitale della Cultura, Eraclea Minoa è la spalla della Valle dei Templi. Se noi dobbiamo tutti lavorare in sinergia, l'amministrazione comunale, come ben si sa, abbiamo lavorato perché abbiamo realizzato un percorso naturalistico che va dall'area archeologica alla foce del fiume Platani. Oggi ci sono i lavori in corso per la fruizione e l'accessibilità all'esterno dell'area archeologica dell'Eraclea Minoa, i finanziamenti che ha lavorato il comune in sinergia con l'ente parco e con l'autorizzazione della sovrintendenza. Finalmente una struttura portata a compimento, un nuovo progetto grazie ai concorsi di progettazione a lei tanto cari. Sì, siamo lieti e onorati di aver offerto il nostro contributo, il nostro supporto tecnico e logistico all'ente parco lungo questo percorso, questa esperienza grazie alla quale abbiamo acquisito un
un ottimo progetto di fattibilità tecnica ed economica utilizzando la procedura del concorso di progettazione, come dice lei, a me cara, perché valorizza i talenti e promuove progetti di qualità e quello di oggi, quello che presenteremo oggi dimostra questa teoria. Il progetto è stato piaciuto molto alla commissione giudicatrice in quanto stabilisce un ottimo rapporto tra l'intervento previsto, il paesaggio, l'ambiente e il sito archeologico. Devo dire che è molto importante il fatto che con il concorso di progettazione quando la Regione reperirà le risorse per realizzare i lavori non dovrà procedere a una nuova gara per affidare la progettazione esecutiva, ma potrà procedere con un affidamento diretto al vincitore del concorso. Quindi questo sfata quei luoghi comuni che indicano la procedura del concorso come una procedura lunga, dai lunghi tempi. Invece no, una volta concluso il concorso hai non solo avuto la possibilità di scegliere il miglior progetto, ma hai anche il progettista a cui affidare la progettazione esecutiva, e quindi si riducono i tempi per appaltare i lavori. Teatro della Posta Vecchia, sabato 6 aprile alle ore 21 e domenica 7 alle ore 18 presenta la compagnia Teatron in Morto Vivo e Assicurato, una commedia brillante ed esilarante in 2 atti con Giorgio Villa e Totò Cannistraci. I colpi di scena e le situazioni spassose animano la commedia definita da Parigi dallo scrittore torinese Pitti Grilli, un lavoro intelligente, originale, cattivon e diretto. E si è svolto a Siculiana all'interno della riserva naturale orientata di Torre Salsa un corso sulle erbe spontanee e commestibili. L'iniziativa è stata organizzata da Adacon di Agrigento, con la quale il WWF Sicilia Area Mediterranea ha sottoscritto un protocollo d'intesa per l'organizzazione di iniziative comuni. I destinatari dell'evento sono stati i soci della sezione ricreativa di Agrigento di Arca Enel, 30 e più persone che si sono date appuntamento al centro visite Franco Galia, dove ad accoglierli hanno trovato il presidente del WWF, architetto Giuseppe Mazzotta, che ha introdotto la comitiva sui temi della biodiversità. E adesso lo sport, parliamo questa volta di calcio, di Serie B, perché c'è una rivoluzione in casa del Palermo, dove è stato esonerato Corini e ingaggiato il tecnico Michele Mignani. Il nuovo allenatore tenterà adesso l'impresa in rosanero dopo la Serie A sfiorata nello scorso campionato. Si chiude dunque l'era Corini, che ha provocato la rottura con la tifoseria in servizio. Il passato è alle spalle, seppur in notevole ritardo rispetto alle attese dei più. Il City Group si prepara ad aprire un nuovo capitolo. Esonerato dopo quasi 2 stagioni Eugenio Corini, il club inglese ha virato su Michele Mignani per l'ultima tranche della stagione. 7 gare in cui ci si attende dai rosa una scossa ed un cambio di marcia per un sogno, quello della promozione in Serie A, che non è ancora del tutto tramontato. Il Palermo si affida a Mignani, che nelle ultime stagioni, al di là dell'esonero di quest'anno, alla guida del Bari ha raggiunto risultati prestigiosi. Stravinto il campionato di Serie C, nel girone in cui militavano anche i rosanero. Nella scorsa stagione il tecnico è stato capace di far volare i galletti anche in Serie B, dove ha raggiunto la finalissima dei playoff e fallito il gran salto in A al 94esimo dell'ultimo atto contro il Cagliari di Ranieri. La rivoluzione all'organico da parte del club di De Laurentiis ha poi portato ad un ridimensionamento dei risultati con l'esonero finale.
E adesso l'occasione per far sognare ancora la piazza di Palermo. Mignani adotterà molto probabilmente un cambio di modulo. Il sistema di gioco preferito è sempre stato il 4-3-1-2, anche se nel corso dell'ultimo torneo ha spesso adottato il 4-3-3. Si chiude dunque l'era del genio Corini, che negli ultimi 2 anni, escluse alcune brevi parentesi, non ha mai convinto sotto il profilo del gioco, fino alla rottura definitiva con la tifoseria avvenuta già alcuni mesi fa. Nonostante tutto, il Palermo si trova ancora in posizione favorevole di classifica all'interno della griglia dei play-off, ma le mortificazioni subite dai supporter, ultima in ordine di tempo quella di Pisa, sono diventate troppe e troppo grandi sono apparsi alcuni errori di comunicazione anche da parte della società, da cui ci si sarebbe aspettati uno scossone già tempo fa. L'era Mignani inizia domani con la presentazione ufficiale, sabato invece già in campo per la prima contro la Sampdoria. E l'ultima notizia dello sport dedicata alla vela: al via i preparativi per la 10ª edizione del campionato Sicilia di classe ANSA 303, una vela senza esclusi. Diversi i campioni paralimpici che vi prenderanno parte. Le imbarcazioni sono tecnologicamente innovative e permettono la manovrabilità sia in squadra che in solitaria anche per i disabili gravi. Palermo ancora una volta si conferma in questo modo città inclusiva che valorizza le sue risorse naturali anche attraverso lo sport, il servizio. Il 5, 6 e 7 aprile ospiteremo la manifestazione Una vela senza esclusi, che è giunta alla 10ª edizione e portiamo avanti da tanti anni, compreso l'anno di interruzione Covid. È una manifestazione di vela paralimpica, ma in realtà non solo questo, ma è improntata alla integrazione degli equipaggi tra atleti paralimpici ed atleti normodotati. In passato lo facevamo su altre imbarcazioni disegnate a Palermo, sono le nostre Azzurra 600, da qualche anno lo facciamo sulle ANSA 303, che sono le imbarcazioni su cui vengono disputati i mondiali, gli europei e i nazionali appunto della classe ANSA. Anche quest'anno avremo atleti paralimpici da tutta Italia che ospiteremo qui a Palermo in questa meravigliosa cornice di tempo e di mare, e scenderanno in acqua le ANSA con altre imbarcazioni, con atleti normodotati che disputeranno i vari trofei delle varie classi. È un'esperienza eccezionale per chi vi partecipa, per chi gareggia e per chi aiuta ad organizzare l'evento, perché è, la vela paralimpica è il simbolo di come lo sport possa donare agli atleti paralimpici questo piccolo paio di ali per superare le difficoltà che hanno e gareggiare ad armi pari, certe volte spesso su un livello superiore rispetto agli atleti normodotati. Palermo città inclusiva anche nella vela? Assolutamente sì, è una tradizione per la Lega Navale di Palermo portare avanti il progetto di inclusività e che nella vela trova appunto un accento particolare rispetto a tanti altri sport. Su tutte queste barche che abbiamo nominato gli equipaggi possono essere in singolo e in doppio, anche con atleti normodotati e paralimpici che si danno una mano l'uno all'altro. È una manifestazione organizzata dal 2013 dalla Lega Navale Italiana di Palermo. Da qualche anno si svolge a bordo delle nostre ANSA 303, che sono le imbarcazioni accessibili a tutti, in quanto tutte le manovre, quindi per regolare le vele, è tutto rinviato in pozzetto, quindi questo fa sì che sia la barca per tutti. La particolarità è che appunto in questa barca possono andare equipaggi singoli e equipaggi doppi. Gli equipaggi doppi quindi per persone che hanno difficoltà anche agli arti superiori, che saranno accompagnati da un istruttore e quindi la navigazione sarà sicura. Quindi questa è una barca veramente facile da condurre per tutti e invitiamo tutti a partecipare. Quest'anno tra l'altro parteciperà alla nostra manifestazione il campione nazionale di ANSA 303 che viene da Crotone, Vincenzo Curino, e quindi questo per me è un onore.
E termina qui il nostro telegiornale. Noi vi ricordiamo che potrete seguirci sul 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino. E poi sul 268 delle Smart TV, a Link TV Locali TVA, dove vedrete l'intera nostra programmazione da tutta Italia, e sul sito www.televideoagrigento.tv in tutto il mondo. Ovunque sempre con TV. Arrivederci alle prossime edizioni.